Buongiorno a tutti ragazzi, tutti quanti. Ieri abbiamo parlato del famoso quinto Vangelo dell'Apostolo Tommaso, quindi in effetti abbiamo detto che la Chiesa in effetti nasconde un po' tutto, di come la Chiesa nel corso degli anni, ragazzi, ha fatto davvero un casino. Quindi molte persone commentano sotto i miei video la chiesa così, la chiesa così, tu non sai che cos'è la chiesa, sa, queste cose che mi danno veramente fastidio. E io ho risposto a una signora poco fa, guarda, ho detto diciamo che la chiesa è stata quella che ha portato più persone alla perdizione, più persone all'inferno, quindi alla dannazione eterna, tramite, se vogliamo solo parlare della caccia alle streghe e del crociato. Ho detto voglio parlare solo di queste due cose, in effetti fra tutte e due in effetti ci sono stati oltre 14 milioni di vittime, quindi di persone innocenti, tutti quanti giustiziati in nome di Dio a finale, quindi le crociate erano chi non credeva veniva ucciso. Qua no, Francesco, proprio zero. Beata a te, qua davvero non sta facendo una goccia, si è annuvolato però nulla di che, se no avrei fatto il video, guarda. E in effetti ragazzi, la caccia alle streghe, in effetti hanno fatto un calcolo più o meno, diciamo così, superficiale. In effetti ragazzi, avrebbe fatto quasi, diciamo, 9 milioni. Vabbè, si sapeva, avvocati, 9 milioni di vittime. Quindi solo la caccia alle streghe ha portato questo casino di vittime, diciamo. Quindi tutti quanti a dire la Chiesa è bella, la Chiesa è così, la Chiesa è così, tutti quanti a condannare facilmente le persone. Quindi qualcuno ha scritto no, il quinto Vangelo non esiste, esistono solo i quattro Vangeli, quelli della Bibbia. Ma io ho detto, guarda, ho risposto così, se a te ti avrebbero inculcato da piccolina che la luna era quadrata, tu avresti detto oggi che la luna è quadrata. Ho detto io sono una mente un po' più aperta e quindi io vado oltre a quello che mi viene detto. Quindi se mi dicono che diciamo, la Terra è rotonda, ma io devo capire perché è rotonda. E se posso devo vedere. F è buono, Francesco, un più comune, non si sa mai. Male che va ti vedo di passare su Salerno, diciamo. Dai, scese, capito? Ti vedo di passare. Quindi diciamo ragazzi che in questi 650 anni poi è durata questa inquisizione delle streghe, in effetti ci sono state 9 milioni di vittime. Quindi in effetti pensate un poco la Chiesa che cosa ha fatto e la gente, se parli con loro, la Chiesa è tutt'oro colato quello che vengono dette, diciamo, quello che viene detto dalla Chiesa. In effetti in questi 650 anni ci sono stati tanti papi e tutti con la stessa testa, ognuno faceva un'inquisizione, chi faceva le torture, chi autorizzava a fare le torture per estorcere, diciamo che erano delle streghe, hanno fatto degli atti davvero criminosi, addirittura facevano la prova per vedere se uno era una strega, una cosa proprio assurda, legavano la poveretta con una corda con una pietra, se affogava non era una strega, se galleggiava era una strega, quindi diciamo in tutti e due i casi veniva uccisa in effetti, quindi non è che ti salvavi al finale, quindi vedete che cosa stupida proprio. Poi ho detto, cara signora, le crociate, vogliamo parlare delle crociate? Ho detto, chiunque non credeva in Dio veniva ucciso. Hanno fatto altri 5 milioni di morti. Quindi ho detto, mi sa che la Chiesa è stata quella, ciao Domitilla, che ha portato più anime alla perdizione che non tutto il mondo messo insieme, diciamo, dall'epoca.
tutti quanti, è bello dire la domenica, la cosa più che odio, vai in chiesa, oppure non in chiesa qua, diciamo normale, vai al Vaticano, tutti i sacerdoti belli vestiti rossi e neri, poi fanno la predica, la fame nel mondo, tutto quello bello, parlano di Gesù, parlano di Dio. No, poi la cosa bella, ragazzi, è che quella cosa che dico è la cosa che non sopporto veramente a pelle. Dopo aver celebrato questa famosa messa, oh, la cosa bella, tutti si siedono a tavola, mangiano e bevono come dei maiali. Quindi ditemi voi, ragazzi, ma il pazzo sono io allora? Cioè, poco fa abbiamo parlato della fame nel mondo. Poi tutti i cardinali, vescovi e tutto così via dicendo si siedano e banchettano a meglio e meglio. Quando poi 5 minuti fa abbiamo detto ai bambini nell'Africa, i bambini che si muoiono di fame, i vecchietti che non possono mangiare, cioè fai la predica, fai. E ragazzi, un po' di buon senso ci vuole pure nella vita. È come se io adesso dico, vabbè, sì, sì, i problemi sono tanti, sì, sì, la fame nel mondo, cosa, poi vai a casa e ti scordi di quello che hai detto. Ma io lo potrei anche fare perché, diciamo, io non sono la Chiesa, in effetti. Vabbè. Qua ancora niente, ragazzi, che devo fare? Non lo so. Francesco sta dicendo che sta facendo pioggia a Napoli, qua proprio niente, però. Ma sì, Francesco, ma è ridicolo. La domenica in Vaticano ci stanno centinaia. Io ci sono stato una sola volta, eh. Centinaia di vescovi, arcivescovi, quello col cappellino, non so che cosa, come sono vescovi e arcivescovi. E poi ho letto che dopo la messa, diciamo, domenicale, si riuniscono tutti in una grande sala e tutti mangiano e bevono. Dico io, è meno male. Che si parlava di fame nel mondo, bambini, e tu poi ti stai sedendo e stai mangiando. Eia, ragazzi, ma scherziamo, eh? Poi dicono Giuseppe, Giuseppe, tu non sei cattolico, tu la pensi diversa perché tu condanni la Chiesa. Io non sono cattolico, allora non sono cattolici, ragazzi, in un po' di buon senso. Se poi voi siete stati inculcati a pensarlo in determinato modo, allora è un'altra storia. Allora, se è come quello che è convinto che come si dice, la terra è piatta, quello non lo convincerai che la terra è rotonda, è piatta per lui, basta. Non puoi cambiare un ciuccio. Sì, ma io quello dico, devo dire, una cosa è credere in Dio, una cosa è credere nella Chiesa. E la gente non crede al fatto di credere, crede alla Chiesa, quello che dice la Chiesa è pura verità. Io in effetti ho fatto ieri sera il fatto del quinto Vangelo, il fatto, no? E tutti quanti, no, oh, la Chiesa ha detto che quello è un Vangelo apocrifo, tu che ne sai di queste cose? La Chiesa l'ha detto che quello non è vero, la Chiesa. Ma sei ingannato per anni la Chiesa, ma scherzi davvero? Tu ti fidi della Chiesa? Quindi mi è stato un po', l'ho risposta bene comunque, ho detto signora, se lei crede che vi hanno imparato che la Luna è quadrata, lei è libera di credere che è quadrata. Se lei si ferma a quello che dice la Chiesa, allora ogni cosa che le verrà detta dall'infanzia, che le sarà inculcata, lei crederà. Io ho detto io sono una mente aperta e vado oltre. Quindi io mi devo informare, devo vedere che cosa ci sta, se è vero o non è vero quello che mi dicono. Cioè non è che viene uno e mi dice Giuseppe la terra è triangolare e dico sì sì vabbè io con anni e anni dico la terra è triangolare, no, io devo vedere se è vero. No, ma Lupus, la cosa che, guarda, la cosa che più odio in effetti è l'ipocrisia, sono ipocriti in effetti, perché la domenica l'ho sentita la messa una volta solo, meno male perché non ci andrò mai più in effetti, lo spero di non andarci. In effetti ho assistito alla messa, tutti quanti a parlare, i bambini del terzo mondo non mangiano, so, mi ha fatto davvero, parlavano davvero bene, Lupus.
Dopo tutti quanti mi sono informato, sa, per vedere tutto come andava e dopo stava scritto in un libro che dopo, fatta la messa domenicale, papale, quella che fa il Papa, si siedono tutti in una grande sala e mangiano e bevono. Quindi ho detto meno male, che si parlava di terzo mondo, bambini che non possono mangiare, persone che stanno in strada, persone senza tetto. Ho detto voi siete ipocriti allora. Per forza non posso dire che diversamente. Quindi io non è che io condanno la Chiesa non è Gesù o Dio, la Chiesa è fatta di uomini, cioè io non condanno come la signora si pensa che io non credo in Dio oppure in Gesù, io non credo nella Chiesa che è diverso, la Chiesa è fatta di persone come noi, non mi puoi fare la predica, i bambini del terzo mondo, questo, quello, e poi guardate tutti i preti arcivescovi e vescovi, tutti belli ciotti ciotti, come noi, come a me e Francesco, tutti belli pieni pieni. Non ci sta un vescovo che non, che non sia magro, proprio perché là ci sta il benessere totale. Tutti i vescovi, fateci caso, proprio sono belli ciotti ciotti, proprio per mestiere, come dice Francesco. Non ho visto un vescovo magro più o meno io. Tutti belli ciotti ciotti. E poi parlano della fame nel mondo. Ya, ragazzi, ma che scherziamo? Quindi diciamo che le persone purtroppo sono vittime di quello che dice la Chiesa, se lo portano. Sì, sì, ma si potrebbero dire tante cose. Sì, ma lupus poi in effetti ci sta di tutto. È un magnifico alto livello, Francesco. Ma non lo so, adesso ci stava la tempesta magnetica e vabbè, però a me non ha fatto nessun, diciamo, effetto, in effetti internet è andato bene, anche ho visto film su Netflix, ho girato parecchio internet e non ho trovato problemi. Diciamo che io ho una team, quella da 100, la fibra ottica in effetti, quindi va bene la verità. Quindi ti devo dire, non lo so, forse è un problema della tua zona. Franci, gonfio un canotto, non pusce. Franci, prima di gonfiare il canotto, metti a cucinare, che così male che va sul canotto ti porti la cena. Allora prima ne devo. Ma sì, ragazzi, guardate, è una cosa pazzesca. No, io adesso ho risposto a questa signora che parlava così bene della Chiesa, sa, mi ha dato non fastidio, in effetti, dico, ma come fanno ancora a credere alle favole, diciamo? In effetti questo ancora stanno con la mente annebbiata delle parole che dicono questi. Dico, ma un po' di verità, lo volete capire o no? Cioè, tutti quanti bravi a parlare, a dire, e poi. Mi ho detto esco pazzo più, non ce la faccio più, a volte evito certi commenti, evito di commentarli, perché mi conosco quando parlano di chiesa, dovrei fare proprio un capitolo esagerato, quindi l'ho risposto brevemente perché se no dovevo fare proprio un papero, in effetti devo stare 2 giorni a scrivere, quindi ho evitato. Ho detto solo due cose, ho detto ho fatto l'inquisizione delle streghe e le crociate, ci stanno 14 milioni di vittime in nome di Dio. Ho detto questa è la vostra chiesa, quindi non è che l'ho fatta io, eh. No, Francesco, quando guarda ci stanno persone su internet, è pazzesco, non accettano la realtà. Come tocchi la Chiesa, oppure, ma io non ho toccato la Chiesa, in effetti ho detto solo ieri che hanno nascosto la Chiesa, non ha voluto, diciamo, accettare il quinto Vangelo, quello di San Tommaso, perché ha detto che era un Gesù diverso da come conoscevano loro. Cioè, alla fine non è non ho detto che la Chiesa solo non ha voluto accettare questo Vangelo, basta, non è che ho detto così, così.
Poi questo mi dice, così non esiste il Vangelo di San Tommaso. Come non esiste il Vangelo di San Tommaso? Vedi che esiste. Pensano addirittura che non esiste. Sì, andate dove volete, domandate, ma pure il prete te lo dirà. Solo che il prete ti dirà che non erano, le idee non erano in linea con quelle che avevano detto i quattro Vangeli, quindi era scomodo dire un'altra cosa. Perciò è stato detto che è stato apocrifo. In effetti le idee di quel Gesù non erano in linea con quelle idee degli altri quattro Vangeli e quindi automaticamente l'hanno tolto da mezzo. Quando poi in effetti là non si parlava della vita di Gesù, non si parlava della crocifissione, là si parlava dei detti che aveva detto Gesù a San Tommaso, nulla di che. Quindi in effetti erano delle tipo parabole. In effetti, niente, qualcuno si trova con gli altri Vangeli canonici e altre cose invece condannavano la Chiesa, quindi perciò in effetti non è stato canonizzato in effetti, perché se no tutte le chiese dovevano chiudere. Sì, sì, in effetti la Chiesa è diventata, diciamo, una cosa impressionante in effetti, quindi diciamo che è così ragazzi, però la gente ancora che crede a queste cose, ragazzi, e stiamo ancora a livello di medioevo, dai, eppure pure ci sta internet. Ma qua male, qua si stanno volando solo, ma non sto a mare. Anzi, Francesco sta diluviando, qua ancora nulla, mannaggia la miseria, veramente. Solo qua a Salerno, possibile che a noi ci schifa il maltempo, però. Pure a Napoli sta piovendo e qua no. E qua dobbiamo fare la danza della pietra. Avvocatello dice che diluvio, quello dice che diluvio. Qua io dico ci sta il sole. Vabbè, si sapeva che al nord avrebbe diluviato oggi e poi sarebbe andato via, quindi il maltempo si doveva spostare poi al centro e al sud, in effetti tra stasera e domani. Quindi a Napoli già piove, eppure ci sono solo 50 km da qua a Napoli, non è che stiamo tipo come a me a Vocatello, Friuli Venezia e Giugni, no? Che ci sta la differenza, è normale che se la piove qua non stiamo vicini. Invece fra me e Francesco passano solo 50 km a finale. Francesco, e quindi stasera Francesco è proprio l'ideale per mangiare. E poi non ci sono andato più, no. Sono stato a casa a finale. State accorto, Lupus, che questi ci fanno fuori pure noi se parliamo di queste cose, secondo me ci fanno fuori pure a noi. Pensa a loro, poi. Ah, vabbè ragazzi, vi saluto. Ci sentiamo dopo, voglio vedere se fuori ci sta qualche nuvola per Svizzera, perché mi sto preoccupando, quindi ho diciamo, la persiana abbassata, voglio vedere se qua incomincia a piovere pure qua. Mo Francesco mi ha messo il tarlo nella testa, mo. Di come lì piove qua no. Ciao Massimo, ciao Lupus. No, in effetti no. Non è che faccio dico una cosa e ne faccio un'altra. In effetti mi scocciavo di andare a mare a finale. Poi nessuno ha voluto venire. Quindi andare da solo mi scocciavo proprio. Quindi ho detto no, sto a casa. Ciao ragazzi, mi faccio un caffè e vedo se fuori incomincia a piovere un poco. Per giusto per sfizio, ma devo guardare.